Sono qui con mister Stefano Colombo, allenatore della Folgore Castelvetrano. Mister, la Folgore riesce a strappare un pareggio in terra avversaria contro una super giovane Castelbuono tenace. Come giudica nel complesso la gara di oggi e se può salvare da quello che ha visto alcuni momenti della gara per le prossime gare? Allora, intanto devo fare i complimenti alla Super Giovane Castelbuono, che è una squadra importante in questa categoria e sicuramente farà bene per tutto il campionato. Noi abbiamo fatto altrettanto bene, a parte i primi 10 minuti iniziali di spandamento, tra l'altro sapevamo della forza di questa squadra, poi ci siamo aggiustati, non abbiamo preso più tiri in porta, anzi abbiamo avuto qualche occasione anche noi per poter portare a casa la porta piena. Salvo tutto, salvo la prestazione, è importante il punto, certo vincere avrebbe fatto sicuramente una situazione ancora più importante, però va bene anche questo pareggio in terra Madonì, contro una squadra importante, ben costruita, noi siamo altrettanto forti, l'abbiamo dimostrato, nel secondo tempo non abbiamo rischiato nulla, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo risposto colpo su colpo, sono contento dei miei giocatori. E ha fatto soltanto un cambio oggi, a metà primo tempo, con Galluzzo che è uscito. Ci dica il motivo di quel cambio, se ci sono qualche problema fisico. Allora, a me non piace mai sostituire un giocatore la prima mezz'ora, infatti mi sono scusato anche con il calciatore. In quel momento avevamo qualche difficoltà nel contrastare la veemenza del selezione di Castelbuono, eravamo con tre attaccanti, ho preferito toglierne uno e mettere un difensore in più. Credo che dopo questa mossa la situazione ha spento le sue. Secondo lei che differenza c'è tra la categoria promozione e la categoria eccellenza, vista anche oggi da due squadre che lo scorso anno lottavano nella medesima categoria? Ma l'ho detto nell'intervista di questa settimana. L'eccellenza di questi ultimi anni è un'eccellenza importante perché sono presenti tanti calciatori sudamericani, tanti calciatori anche di lingua spagnola, ma anche tanti altri stranieri. Si è alzato notevolmente il livello sia tecnico che tattico del calciatore medio. Adesso ogni squadra presenta giocatori importanti, non sono più squadre cuscinetto, ogni partita sarà dura, quindi credo che insomma, la differenza tra la promozione e l'eccellenza sia tanta. Sono qui con Giorgio Pizzolato, portiere della Folgore Castelvetrano. Giorgio, oggi hai fatto delle grandi parate, una su Arenoso e l'altra sul calcio di punizione, sempre di Arenoso. Mi puoi dire nel complesso com'è stata la gara di oggi? Oggi è stata una gara molto combattuta, soprattutto dal punto di vista agonistico. Qualcuno però rispetto a noi ha approcciato meglio la partita, è stato molto pericoloso i primi 15 minuti. Noi siamo stati bravi a contenere, poi è stata una partita che se qualcuno avesse sbagliato l'avrebbe pagata cara, però entrambe le squadre siamo state brave, ha fatto anche una grande parata a pallone e quindi il risultato penso che sia giusto. Due portieri invalicabili oggi, tu e appunto Salvatore Fagone, il giovane Castelbuono. Qual è il ruolo del portiere nella squadra anche al di fuori dello stesso ruolo? Vabbè, nel mio caso, nel caso di Pagone, diciamo che siamo tra i più grandi nella squadra, noi soprattutto siamo una squadra molto giovane, quindi dobbiamo cercare di mantenere un equilibrio complessivo, che poi è quello che ti porta a far bene la domenica e lavorare soprattutto bene durante la settimana con gli altri portieri e il dei portieri. Folgore è ancora a secco di risultati, soltanto tre pareggi finora con Accademia Trapani, Castelbuono e Sciacca. E poi la sconfitta con lo Sciacca che vi ha condannati all'eliminazione dalla Coppa Italia Eccellenza. Cosa serve? Cosa serve per vincere? Ma bisogna lavorare, non serve qualcosa in particolare, ma bisogna lavorare bene in settimana,